Un saluto a tutti e bentornati a Direttamente Su. In questa puntata vogliamo raccontarvi le ultime 48 ore vissute dal nostro territorio con l'ultima ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo il Levante, da Lavagna sino a Moneglia, ma anche la Val di Vara. Quindi immagini, interviste su questo territorio ancora una volta colpito dal maltempo. Alle mie spalle il comune di Sesti Levante, perché questa mattina si è svolto un incontro tra il presidente della regione Giovanni Toti, l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone e i sindaci appunto dei comuni coinvolti. Tanti i problemi sul tavolo, si va dagli sfollati del comune di Lavagna agli allagamenti in zona San Bartolomeo della Ginestra a Sesti Levante, ai problemi legati soprattutto agli argini del Petronio e poi le frane che hanno costellato l'entroterra, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e così via. Toti e Giampedrone hanno invitato i sindaci a far partire subito le somme urgenze e alcune devono effettivamente essere affrontate con rapidità. Allora iniziamo il nostro reportage di oggi andando a sentire i sindaci per capire quali sono le problematiche più gravi nei loro territori di competenza. Intanto qual è il punto della situazione ad oggi su tutto il territorio comunale? Ma sicuramente abbiamo tirato un sospiro di sollievo rispetto ai potenziali rischi che la nottata con l'ingrossamento del mare poteva produrre. Oggi la situazione è stabile, guardiamo con preoccupazione a domani perché ha messo nuovamente maltempo, ma diciamo che possiamo dedicarci alla conta dei danni e alle priorità. Oltre a danni da allagamento che abbiamo avuto in alcune zone come San Bartolomeo della Ginestra, anche come parte del centro storico, ci sono alcune frane nell'entroterra dovute al fatto che il terreno è stato tanto imbevuto di acqua, in particolare a San Bernardino, e poi davvero sono contenta della visita del Presidente Toti perché ci sono almeno 3 priorità che chiederemo, alcune anche in somma urgenza, per cercare di evitare che si creino ulteriori situazioni come quelle che abbiamo vissuto ieri. Intanto il punto viabilità? Il punto di viabilità al momento è risolto, sono stati ripristinati tutti i collegamenti, il fatto che ha cessato di piovere e il Petronio è rientrato rapidamente nel suo corso ci ha consentito di aprire tutti i sottopassi e anche di riaprire l'ultima cosa questa mattina, via Verdi, che era la via adiacente al torrente Petronio. 3 richieste al Presidente Toti, intanto diciamo quali sono l'importanza. Sì, intanto come primo intervento noi pensiamo che l'abbattimento del ponte sulla Pestella sia la prima cosa da fare. Ieri se fosse crollato quel ponte sarebbe stata molto più grave la conta dei danni. E poi altri 2 interventi, uno che riguarda la canalizzazione delle acque nella frazione di San Bartolomeo della Ginestra, che è stata la frazione più colpita nella zona di via Monsignor Vattuone. Abbiamo già un progetto presentato in Regione, chiediamo che su questo davvero si possa dare sostegno, e poi la creazione di una vasca qui nel centro storico che possa contrastare la duplicazione della pioggia insieme al mare alto che impedisce all'acqua di defluire. Queste riteniamo siano le 3 priorità di cui parleremo oggi con il Presidente Toti. I lavori ai Penelli di Sant'Anna e Arenari inviati? Quello di pochi giorni, vediamo la forza del mare, sicuramente oggi non si procede, anzi oggi rimane interdetta la spiaggia di Renala, abbiamo proprio chiusa con i jersey per impedire il passaggio anche dell'acqua verso la strada, ma se si ripristina il mare nei prossimi giorni andremo avanti con quei lavori. Anche lei a Sesti Levante per il sopralluogo con Toti e l'assessore Giampedrone. Torniamo però nel suo comune, ad oggi qual è la situazione più complicata che state affrontando? Allora, ieri la situazione era critica, oggi purtroppo è ancora più critica, perché oltre alle frane di valle, di frazionali, ieri abbiamo avuto 2 frazioni per qualche ora isolate, Bargone, Costa di Bargone, Massasco, oggi stiamo cominciando a fare la conta dei danni e ci siamo accorti che il Petronio purtroppo ha ceduto in vari punti e quindi avremo ingenti danni anche sul versante del torrente Petronio. Danni inteso come argini? Argini, briglie, sono state rotte delle briglie, gli argini, ci sono alcuni punti che stanno crollando, quindi questa mattina ho i tecnici sul posto, stiamo facendo la ricognizione, faremo subito le schede di protezione civile perché per un comune come il nostro contiamo una stima approssimativa tra i 2 milioni e i 3 milioni di euro di danni ad oggi. Quindi solo per sistemare il fiume? Il fiume e alcune frane, poi bisogna vedere perché ripeto stiamo sul territorio, abbiamo alcune zone ancora che stanno franando per cui la situazione è complicata. L'entroterra com'è il quadro?
Nell'entroterra abbiamo problemi sulla frazione di Bargone e di Costa di Bargone. Fortunatamente siamo riusciti a fare transitare le macchine, quindi il transito è possibile. Ieri abbiamo rischiato anche di avere una chiusura sulla 523, la statale in zona Battilana. Fortunatamente la frana si è interrotta, è arrivata l'ANAS, quindi la situazione è ancora abbastanza critica. Famiglie che in questo momento hanno ancora problemi ce ne sono? No, ripeto, siamo riusciti a sbloccare soprattutto la frazione di Bargone, quindi c'è il transito, anche la pubblica assistenza ha fatto i vari giri doverosi, ma nessun problema dal punto di vista personale, e quindi su questo è stato il lato positivo della giornata. Il Comune come intende presentarsi alla Regione per quei progetti che potrebbero portare sollievo a questi casi? Sì, intanto voglio dire, conosciamo bene i problemi e quindi faremo tutto quello che sarà possibile per ottenere quello che riteniamo sia giusto, dei finanziamenti per mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo i tecnici che sanno dove intervenire, quindi noi a Regione Liguria chiediamo veramente di metterci tra quei comuni critici e quindi chiedere lo stato di calamità, perché per un comune come il nostro che ha 7.000 abitanti queste cifre sicuramente non sono sostenibili. Anche Rio Caccarello, che a dispetto del nome comunque dà grossi problemi al comune. Dà grossi problemi, sono veramente contento dell'intervento che abbiamo fatto di polizia, che ha scongiurato, perché a un certo punto io ho dovuto portare le persone ai piani alti, togliere tutte le macchine, passare con la polizia municipale ad avvisare perché siamo arrivati al limite. Intanto possiamo subito partire dalla frana in zona Battilana sulla 523, lì la situazione com'è? Sì, allora, la situazione della 523 hanno iniziato alla polizia questa mattina, però non è stata interrotta la strada in quanto c'è il semaforo che fa il collegamento avanti e indietro per quella lì. Ma le cose più gravi invece erano sul nostro comune. Ecco, lì che cosa è accaduto? Possiamo fare una sintesi? Noi guardi, allora, sul comune di Castiglione abbiamo avuto la frazione di Masso chiusa e l'abbiamo liberata ieri per le 15. Poi abbiamo liberato la strada che va, la provinciale 80 che va a collegamento con l'Aurelia e l'Aurelia. Tutto questo è stato fatto tutto ieri. Poi abbiamo liberato la strada per andare nel fiume, lì abbiamo dovuto evacuare una persona in quanto il pontile è stato portato via dall'acqua e quindi sono venuti meno male, la Regione Liguria ci ha mandato i soccorritori e l'abbiamo portata via. Invece a San Pietro una frana è venuta sopra una casa e di lì abbiamo dovuto evacuare la persona perché si è sentita male e aveva la terra è entrata in casa e è rotto lì. C'è una squadra di volontari di Monelia, devo dire, dell'assessore Garattini e di San Pietro, dove stanno lavorando per pulire tutta la terra in tempo reale, nel senso che adesso stanno liberando tutto insieme col proprietario. Invece giù nel fiume abbiamo dovuto portare via una persona perché non poteva essere evacuata perché avevano operato da poco. Quindi 3 persone in totale allontanate dalla loro casa. Poi stiamo lavorando invece per liberare la strada di Velva, perché lì era ancora chiusa, Velva di Paese, e lo stanno facendo adesso. Così come stanno facendo Sant'Elena, la frana di Sant'Elena, che la stanno facendo adesso per liberarla di questa qua. A livello di danni avete già fatto un conteggio? No, stanno lavorando i tecnici, uno è in segreteria proprio che sta preparando tutto questo conteggio. I punteggi sono adesso perché liberiamo le frane, ma poi c'è da fare tutti i muri, quindi il problema verrà dopo. E in più abbiamo 2 emergenze su il fiume Petronio, dove ci sono 2 case isolate, che lì dovremo fare 2 pontili e questa è la cosa ancora più grave. Quindi queste sono le cose più grosse, le frane che togliamo le stiamo togliendo in tempo reale, quindi nel senso che vedremo le quantità dei muri che dovremo fare dopo. Progetti da presentare alla Regione come prevenzione ce ne sono? Ma progetti di prevenzione ce n'era già uno sulla strada di Sant'Elena perché c'era già venuta una frana precedentemente il 6 di dicembre e quindi lì c'è già. Poi ne è venuta un'altra che stiamo levando adesso e quindi lì c'è già un progetto che è già stata fatta la richiesta alla Regione di prima e adesso seguiremo con quell'altro. E poi ci sono da ripristinare perché oltretutto dove sono venute le frane è stato portato via la strada e quindi bisogna ripristinare la strada e le tombinature perché sono scoppiate tutte le tombinature. Questa è una cosa un po' particolare, compreso sulla provinciale 80 di Masso, però lì penso che lo dovrebbe fare la provincia, quindi la città metropolitana. E quindi penso che così ci salviamo così, mentre invece gli altri adesso stiamo quantificando con le squadre che sono in corso per capire poi cosa dovremo fare. Ecco, grazie. Buon lavoro. Grazie a lei. Con il sindaco Magro affrontiamo la situazione invece di Moneglia, anche qui c'è stata una coda del maltempo, che cosa è accaduto in particolare? Beh, insomma, il
problema adesso ce l'abbiamo più che altro per il ripristino delle strade, soprattutto la strada provinciale 68 del Facciù e poi 2 strade comunali, quella di collegamento con Meglio Tessi e quella sempre comunale di collegamento con la frazione di ritorno. Lì delle frane hanno ostruito i valletti e quindi l'acqua si è riversata copiosamente sulle strade portando dei danni, danneggiando la sede stradale, danneggiando guardrail, quindi c'è da ripristinare e mettere in sicurezza tutte queste cose qua. Abbiamo chiuso il transito ieri pomeriggio sulla Comeglio Tessi, ma questa mattina siamo già riusciti a riaprirlo, però evidentemente i lavori definitivi di consolidamento devono essere realizzati. Abbiamo avuto anche qualche altra frana diffusa anche nella zona di Crovetta, però la paura più grossa c'è stata ieri mattina per il San Lorenzo, che aveva cominciato a esondare e stava esondando anche nella zona centrale del paese. Se fosse fuoriuscito in quella zona lì indubbiamente avrebbe allagato tutto il centro di Moneglia, soprattutto la zona di Ponente, quindi su questa problematica dobbiamo in qualche modo comunque continuare a lavorare. Noi abbiamo fatto dei progetti e insomma, siamo in attesa del finanziamento, ci auguriamo che possa arrivare presto, però diciamo che ieri ce la siamo scampata di poco. Che problematiche rimangono per le famiglie e i residenti di queste zone interessate? C'è qualche problematica relativa alla circolazione e poi ci sono dei danni anche alle abitazioni, questi sono danni anche consistenti in qualche caso, sono ancora da quantificare, da valutare, ma so che diverse famiglie hanno avuto dei disagi, quindi cercheremo di raccogliere le loro istanze per farcene portavoce. Immaginiamo il cuore in gola nel vedere il fiume appunto ingrossato, sono state ore anche così un po' di paura per quello che poteva accadere. Assolutamente sì, la mattina di ieri è stata veramente una mattina di tensione e di paura perché, come ripeto, siamo andati veramente vicino all'esondazione nella zona centrale e in quel caso lì le conseguenze sarebbero state davvero terribili. Possiamo ricordare il progetto, che cosa riguarda questo corso d'acqua? Il progetto riguarda l'allargamento dell'alveo, il primo stralcio è già stato validato sostanzialmente, quindi abbiamo presentato alla Regione, è in graduatoria per i finanziamenti nel Porfes, ma pensiamo che possa attingere anche altri finanziamenti perché effettivamente rimane davvero una priorità. Il progetto complessivo è molto ambizioso, ma almeno il primo stralcio penso sia da realizzare in tempi brevi. I costi quali sono? Il primo stralcio costa 2 milioni di euro. Comunque la Regione è sensibile in questo periodo a questi tipi di interventi anche in ottica di prevenzione, quindi probabilmente la speranza è che questi soldi arrivino in fretta. Assolutamente sì, io ieri sono stato in contatto con l'assessore Gianpedrone, così come devo dire con il consigliere metropolitano Sennarega per le problematiche delle strade e ho trovato assolutamente le persone disponibili, assistenza, ci hanno mandato anche delle squadre di volontari, delle squadre della provincia, dell'ex provincia di città metropolitana, quindi da questo punto di vista non posso assolutamente dire nulla. Certamente capisco che la ricerca delle risorse sia un problema per tutti, però confido che possano essere trovate. Occorre fare in fretta, il fiume potrebbe tornare a ingrossarsi perché comunque è appena iniziata la stagione autunnale. Storicamente che problemi ci sono stati legati proprio a questo corso d'acqua? Questo corso d'acqua è quello che ci mette più in allarme perché attraversa una zona abitata, è fra le abitazioni e quindi in caso di esondazione le conseguenze per le persone sarebbero davvero gravi. Quindi, la piena che ha causato veramente dei danni grossi è una piena che ormai risale a qualche decina d'anno fa, però il discorso del cinquantennale siamo abbastanza vicini e quindi i timori ci sono. Siamo a Sasti Levante, c'è stato l'incontro con Toti e Gianpedrone, glielo ha ricordato? Assolutamente sì. Il presidente Toti e l'assessore Gianpedrone hanno ascoltato tutte queste problematiche ed evidenziato alcuni punti critici. Innanzitutto appunto la possibilità di evacuare o meno alcune persone nella zona di Castiglione Chiavarese dove sono crollati dei pontili e quindi sono persone che non possono essere raggiunte e dato che nei prossimi giorni è prevista un'altra ondata di maltempo, quindi è il caso di riflettere appunto se intervenire o meno proprio su questo aspetto. Un altro punto di preoccupazione sono gli sfollati.
la Regione è pronta a far partire il contributo di autonoma sistemazione, quindi per sostenere le famiglie che non possono più rientrare a casa, come appunto è successo a Lavagna. Terzo punto di preoccupazione è quello del torrente Petronio, lo avete sentito anche dai sindaci, alcuni argini sono crollati, è un fiume che va risistemato, c'è il ponte della Pestella appunto che deve essere abbattuto secondo quanto testimoniato dal sindaco Ghio di Sestri Levante. Allora andiamo ad ascoltare Toti Giampedone che abbiamo intervistato al termine dell'incontro in comune a Sestri Levante. Far partire le somme urgenze che verranno interamente coperte. Abbiamo già uno stato di emergenza aperto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile relativo alla parte di ponente della città metropolitana colpita la settimana scorsa e a cui aggiungeremo anche i comuni colpiti da questa ondata di maltempo. Questo accordo con il Dipartimento Nazionale e il Capo della Protezione Civile Borrelli c'è già, stiamo definendo ovviamente gli ultimi dettagli, poi comincerà la quantificazione dei danni. Ai sindaci dico: cominciate subito, immediatamente, ma so che lo hanno già fatto, tutte le somme urgenze per recuperare anche nelle situazioni che potrebbero creare ulteriore disagio ove dovesse tornare a piovere nei prossimi giorni. E poi per quanto riguarda gli sfollati abbiamo già attivato il contributo di autonoma sistemazione che vale fin dall'ora in cui si lascia la casa, quindi avranno la possibilità di trovarsi un alloggio, ci auguriamo tutti per il tempo più breve possibile, ovviamente pagato da Regione per il tramite del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Anche questa volta bisogna ringraziare tutti coloro, dai meteorologi che hanno fatto le previsioni, ai volontari che hanno controllato i nostri corsi d'acqua minuto per minuto, ai sindaci e ai loro collaboratori, a tutte le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro che si è svolto ieri e che ci ha consentito alla fine di una giornata molto difficile, tra trombe d'aria, vento, pioggia, esondazioni, di avere solamente una nostra concittadina ferita, ahimè, che più tardi andrò a trovare ovviamente in ospedale, ma le cui condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Al momento la mareggiata diciamo che è in corso, meno potente di quanto ci saremmo aspettati nelle ore passate. Anche il gioco dei venti tra Libeccio e Scirocco ci sta in qualche modo aiutando. Sarà una settimana di instabilità meteorologica, su questo possiamo già dirlo, in quale gravità lo vedremo nelle prossime ore, però non abbassiamo la guardia perché ancora il tempo non si è stabilizzato. Quali sono le preoccupazioni più forti tra i punti che ha ascoltato dei sindaci della Val Petronio? Beh, direi che sono preoccupazioni diffuse rispetto a quanto è accaduto in un quadro che fortunatamente è rientrato, si delinea con un solo ferito e quindi con una situazione di protezione civile abbastanza gestibile. Bisogna ragionare del contributo per l'autonoma sistemazione delle persone che sono sfollate a Lavagna, ci sono alcune situazioni di criticità strutturali sugli argini del Petronio che andremo ad analizzare puntualmente e poi c'è un disagio diffuso che andrà sicuramente ristorato economicamente rispetto alle somme urgenze che i sindaci metteranno in campo e che abbiamo già chiesto al Dipartimento Nazionale in integrazione allo stato di emergenza che era invece, come dire, stato richiesto qualche settimana fa rispetto all'emergenza del centro ponente della nostra regione. Le due richieste pensate di dividere, quella dei giorni scorsi e quella di questa volta? Si sta allargando molto e quindi la riflessione del Dipartimento è quella che non sta più dentro quel quadro di emergenza solo ed esclusivamente di 15 giorni fa e quindi evidentemente ragionare di uno stato di emergenza solo per la Liguria ricomprendendo anche gli eventi di 15 giorni fa. Sono tecnicalismi ma credo che siano funzionali rispetto a dare le risposte migliori poi ai sindaci in termini di contributi e di ristoro delle somme che stanno anticipando loro con le loro casse. State pressando molto, se possiamo usare questo termine, i sindaci per presentare progetti, per fare in modo che quei soldi del Dipartimento Nazionale non vadano persi. Erano soldi per le mareggiate, per l'emergenza più significativa che avevamo avuto circa 12 mesi fa, le domande scadevano il 31 di ottobre, non abbiamo ancora avuto tempo di esaminarle, ma sarà dicembre poi il mese in cui noi riconvocheremo tutti per farci dare le priorità, perché a gennaio, come abbiamo detto, verrà approvato l'elenco dei primi 140 milioni, a cui poi seguirà anche altri 150 milioni nel 2020 che sono credo molto nel 2021 che sono molto funzionali rispetto a continuare a prevenire perché poi le cose accadono ma come dire se il nostro territorio riesce a resistere meglio anche ad azioni molto forti come quelle che abbiamo visto in questi giorni è chiaro che prima di tutto ne va della tutela dei cittadini che è il nostro primo elemento di sicurezza come protezione civile.
Dedichiamo uno spazio particolare invece adesso ai comuni di Lavagna e di Cogorno che, diversamente dalla Val Petronio, sono stati interessati dal passaggio di una tromba d'aria che a Lavagna ha causato danni al campo sportivo Riboli, ha scoperchiato 2 palazzine in Piazza Marini e poi appunto è andata ad esaurirsi nel comune di Cogorno. Quindi ora andiamo a sentire le interviste al sindaco Gian Alberto Mangiante. In mattinata si è svolto un sopralluogo proprio nell'epicentro dell'evento che si è verificato a Lavagna, e poi con Andrea Capitani invece la parte di Cogorno. È terminato un primo sopralluogo mattutino per verificare la situazione a Lavagna dopo il passaggio di questa nuova perturbazione. Com'è la situazione? Dunque, il sopralluogo ha riguardato in primo aspetto senz'altro le scuole, anche perché ho diramato un'ordinanza di chiusura sia per quanto riguarda le scuole medie che per quanto riguarda la scuola alberghiera. Non ci sono delle problematiche tali da dover consentire il mantenimento della chiusura, per cui domani il flusso delle lezioni sarà regolare, quindi saranno riaperte. Alle nostre spalle c'è Piazza Marini, una delle aree di Lavagna più colpite, con alcune case che sono state scoperchiate. Qual è il numero degli sfollati aggiornato e la loro situazione? Dunque, Piazza Marini è stato l'epicentro di dove la tromba d'aria ha colpito il suolo di Lavagna. Ad ora ci sono 14 persone che sono sfollate, di cui 8 a carico dell'amministrazione, ricoverate presso l'albergo lavagnese di Lavagna, mentre 6 sono ricoverate presso parenti. Avete provato a chiedere alla politica locale e regionale qualche intervento per riuscire a risolvere questa situazione? Certo, sono tutti interventi nell'ambito della somma urgenza, concordati con le autorità regionali in modo da poter procedere immediatamente per il ripristino, diciamo così, della normalità. Ci saranno sopralluoghi da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Genova per verificare e accertare quella che è l'agibilità dei 2 stabili, il 13 e il 17, che sono quelli colpiti dalla tromba d'aria. Sopralluogo questa mattina anche allo stadio Riboli. Qui che situazione c'è e quando si conta di poterlo riaprire? Dunque, qui la tromba d'aria ha colpito la parte relativamente alla tribuna ospiti che già non era considerata agibile. Certamente l'abbattimento del pino ultracentenario ha creato dei grossi problemi anche sull'impianto elettrico, che è quello che dà problematiche ai fini giusto della riapertura. Vedremo di fare una serie di interventi in un doppio step, un primo che consenta almeno la ripresa degli allenamenti, si ritiene almeno entro martedì, massimo mercoledì, possano essere ripresi da parte di tutti coloro che frequentano il campo sportivo Riboli. E per la partita invece di domenica faremo degli ulteriori lavori per vedere se riusciamo a ripristinare il muro che è stato completamente abbattuto, che consente peraltro l'accesso a una via di fuga in caso di eventuali problematiche. La coda del maltempo ha lasciato uno strascico anche per quanto riguarda i versanti. C'è stata una parte di frana in zona Santa Giulia, ecco, ci vuol spiegare cosa è accaduto? Dunque sì, purtroppo il terreno, che ormai è intriso di acqua, comincia a cedere e stamattina abbiamo avuto la segnalazione di una frana, dove peraltro i nostri tecnici stanno intervenendo sulla parte di Santa Giulia. Questo ci rende però particolarmente preoccupati, perché è bene ricordarlo, nei prossimi giorni sembra che ci sia una coda di maltempo che sia anche prolungata di 2 o 3 giorni, e con un territorio che ormai non è più in grado di ricevere tutta l'acqua che sta arrivando, questo non può che suscitare grosse problematiche. A questo punto sono davvero importanti quei progetti di messa in sicurezza che avete presentato in Regione a fine ottobre, anche per quanto riguarda il mare, perché oggi e domani comunque sono giornate di attenzione sulle mareggiate, sono aspetti di resilienza che non vanno sottovalutati. No, assolutamente. La fortuna è che il primo lotto è completamente finanziato e è realizzato assolutamente entro il 31 dicembre. Abbiamo già presentato una scheda per l'implementazione per altri 450.000 euro di lavori che riteniamo poter realizzare entro la stagione estiva. Speriamo che le mareggiate ci consentano di poter operare anche e soprattutto a tutela del nostro litorale. Un'ultima domanda, ha sentito qual è lo stato d'animo tra le persone che sono state sfollate? Purtroppo certamente non è il loro stato d'animo non è alto, senz'altro. Cercheremo di intervenire per alleggerire quanto è più possibile sicuramente ogni disagio. Mi faceva piacere però sottolineare come
una catena di solidarietà da parte anche di alcuni commercianti di Lavagna, non ultimo un ristorante Sole Luna che ieri ha messo a disposizione la propria struttura per erogare gratuitamente pasti non solo agli sfollati ma anche a tutta la protezione civile impegnata sul territorio, si è già movimentata. Questo è un aspetto fondamentale, direi, che è opportuno sottolineare, perché è proprio attraverso queste catene di solidarietà che si cerca di alleviare un po' il peso di queste catastrofi. Ci può raccontare cosa è accaduto ieri e che cosa ha visto quando è arrivato? Guardi, io ho avuto la notizia per televisione, sono venuto subito qua a verificare i danni. Che cosa ha trovato? E ho visto che i pali, diciamo, quelli che proteggono la rete ai tifosi, era abbattuta, poi sono andato verso la tribuna di là e ho visto il pino. Lì era la zona peggiore? Sì, la zona peggiore è quella lì. Cioè, i danni maggiori sono lì perché c'è il cancello, c'è la situazione anche elettrica, roba del genere, per cui è stata un po' una situazione... Si cerca di riaprire il campo per domani, per gli allenamenti? Noi pensiamo di sì, perché abbiamo delle esigenze abbastanza importanti, anche come prima squadra, come tutto, però poi tutta la decisione rispetta soltanto solo al Comune. Il Comune è quello che mi dice sì, no, roba del genere. Domenica avete una partita in casa? Domenica abbiamo una partita importante in casa col Chieri e speriamo di poterla giocare qua a Lavagna. È una cosa che purtroppo non la possiamo decidere noi, dobbiamo aspettare l'ordinanza del Comune. Danni secondo lei quanto ammonta? Danni sono parecchi e quantificare i danni in questo momento io sono la persona meno adatta per poterglielo dire. La tribuna aveva già dei problemi di agibilità, adesso... Per cui adesso ora è proprio... È l'occasione forse per ripensarla. Per rivedere un po' tutto il discorso, quello senz'altro sì. Continua la conta dei danni, una tromba d'aria ha colpito il comune di Ecogorno, che situazione abbiamo? Tromba d'aria che è salita da Lavagna, effettivamente è scesa giù per San Salvatore, quindi in località Castellassi, ha creato un po' di danni ad alcune abitazioni che ci sono lì, compresa anche via le Coste dei Landò, e poi è risalita lasciando naturalmente l'impianto sportivo di San Martino e la Basilica dei Fieschi, salendo verso Breccanecca. Qui siamo proprio a metà strada tra la Basilica dei Fieschi e Breccanecca, dove altre case hanno avuto dei danni a livello proprio di tegole che si sono sollevate, quindi allagamenti. Abbiamo anche addirittura un appartamento per le vacanze dove gli ospiti si sono accorti che avevano la casa allagata. Oggi inizia la conta dei danni, i privati cosa devono fare? Allora, abbiamo già messo sul sito le schede, che ci sarà tempo poi 30 giorni per compilarle adeguatamente. Mi raccomando, fate le fotografie e tenete conto naturalmente di tutte quelle che sono le spese che ovviamente dovranno essere poi supportate da un documento fiscale. Dall'altra parte noi come Comune stiamo continuando a verificare anche gli altri danni a livello di smottamenti lungo le nostre strade collinari e non. Le situazioni in collina com'è dal punto di vista della viabilità? Sono intervenuti per fortuna subito i nostri membri della squadra comunale di protezione civile assieme a una ditta specializzata e ai nostri tecnici, quindi in questo momento la situazione è sotto controllo. Certo è che ci sono alcuni punti che devono essere monitorati, quindi bisogna intervenire probabilmente con degli interventi un pochettino più cospicui. Possiamo anche dire che idea vi siete fatti del fenomeno atmosferico, come si è sviluppato? Si è sviluppato innanzitutto in un ambito orario problematico perché comunque tutto il territorio era sorvegliato, però tutto ciò è successo mi pare attorno alle 5:30 con tutte le abitazioni, interessate che comunque erano abitate. È stata una cosa velocissima. Noi da quanto abbiamo raccolto tutto ciò è durato veramente una frazione di minuto, ma che ha provocato, come avete sentito prima dal sindaco, danni non rilevanti ma comunque assolutamente da segnalare. E noi abbiamo provveduto a fare per quanto riguarda tutto l'ambito pubblico un sopralluogo su tutta la rete di infrastrutture dove c'è stata una verifica di alcuni smottamenti e nulla di più al momento devo dire. Il passaggio che ha seguito la tromba d'aria, un laser che ha sradicato alberi, rotto rami e anche fili dell'energia elettrica.
Assolutamente sì, è stata interessata in parte la rete elettrica, la rete telefonica e come hai detto tu, sì, è sembrato quasi un taglio che ha fatto in alcuni punti dove anche oggi è visibilissimo l'impronta che ha lasciato, insomma. Quello che vedete alle mie spalle è il ponte della Pestella, di cui il sindaco di Sestri Levante chiede una tempestiva demolizione per problemi strutturali. Adesso vedete la piena del fiume ha causato danni alle ringhiere, alcune sono divelte, sono piegate, la vegetazione è tutta intorno ai piloni nel fiume. Da questo punto ci lasciamo la Val Petronio colpita dal maltempo, ci spostiamo in Val di Vara, anche qui ci sono stati dei danni e degli allagamenti e anche qui c'è stata la visita in mattinata del presidente della regione Toti. Andiamo a sentire tutte le interviste realizzate da Giacomo Rizzi. Quali danni avete subito dal maltempo di ieri? Abbiamo subito diversi danni sulle scogliere relative al fiume Vara e alcune sottofondazioni del Pogliaschina, oltre ai danni ovviamente ai privati e agli impianti sportivi, perché il fiume Vara è esondato proprio presso gli impianti sportivi del comune di Borghetto. Qui sotto dal comune abbiamo visto comunque molti fondi di cittadini allagati, come mai si sono allagati? Sono allagati perché sfondando il fiume, esondando lato impianti sportivi, è l'accesso praticamente al nostro centro storico. Io sinceramente in molti anni non ho mai visto l'acqua davanti alla porta del comune, è arrivata perché c'è ovviamente un sovralluvionamento nel fiume e di conseguenza il fiume oggi è molto più alto rispetto a quello che è l'abitato di Borghetto. Durante la giornata di ieri è piovuto particolarmente tanto o è stata più l'acqua che avete ricevuto dai comuni che sono sopra al vostro? È piovuto molto, ma c'è stata l'onda di piena del fiume, che è quella che ha creato l'esondazione, proveniente dai fiumi prima del nostro sul Vara. Durante la giornata di ieri dov'era, quale sensazione hai provato, come è stato? Eravate preoccupati soprattutto per il livello dell'acqua che si alzava? Beh, sì, abbiamo avuto una grossa preoccupazione in quanto ovviamente ci ricordiamo tutti il 2011, quindi abbiamo una grossa preoccupazione nel momento in cui vengono delle gocce d'acqua, molto semplicemente. Vedendo il fiume che comunque stava entrando nel paese, pur avendo attivato tutte le procedure, quindi eravamo tranquilli, nel senso che non ci sono stati danni per fortuna a persone, ma soltanto ad abitazioni, però la preoccupazione è stata molto alta. Quali danni ha fatto il maltempo qui nel comune? C'è stato l'allagamento del borgo antico, come potete vedere, il Vara è esondato e questa è la mia cantina, circa 1 metro, 1,10 m, è arrivato nel paese e ha raggiunto la soglia del municipio. È un evento che si era già verificato nel 2011, fortunatamente il torrente Pogliaschino, che è il fiume che attraversa, il torrente che attraversa il paese, quello non è esondato, era a un livello piuttosto basso e di conseguenza fortunatamente solo il Vara era a un livello altissimo perché ha piovuto molto a nord, nei paesi più a nord, a Sesta Godana, Varese Liga, San Pietro, pensiamo, perché qui ha piovuto molto, però per giustificare un livello così alto pensiamo tutti che sia andata in questi termini. Qui nella parte di Cittavecchia avete avuto tutti i fondi allagati? Sì, quasi tutti. Questo, come potete vedere, è un falsopiano andando in direzione del municipio, la strada sale e quindi da qui 1,20 metro fino ad arrivare alle soglie del municipio, che c'è più o meno 1 metro di dislivello, ha lambito proprio l'ingresso del palazzo comunale. Diciamo che ieri c'è stata una precipitazione straordinaria, ma era una cosa che potevate aspettarvi, era prevedibile o... Adesso, come si può vedere in giro, ci sono le cosiddette bombe d'acqua che un po' colpiscono e ci sono degli eventi alluvionali che avvengono in un arco temporale estremamente ristretto in una determinata zona e quindi questi sono eventi eccezionali. Naturalmente dal nostro punto di vista anche la pulizia del fiume Vara potrebbe aver contribuito a questo evento, perché come si può vedere ci sono delle isole all'interno di materiale sassoso e terroso che ostruiscono il passaggio dell'acqua. Il volume di quel materiale, se fosse rimosso, sarebbe impegnato dall'acqua che scorrerebbe in maniera più veloce. Noi questi problemi negli anni, anche già con l'esperienza del 2011, l'abbiamo rappresentato nelle sedi opportune, ma ci è stato detto che non è conveniente rimuovere il materiale
che è presente nell'alveo del fiume, ecco, anche se dal nostro punto di vista è una cosa sbagliata, ecco, quindi queste sono state le risposte negli anni, i dibattiti, e quindi ci sono ste isole di materiale che ingombrano, ostacolano il passaggio dell'acqua. Il volume occupato da questo materiale sarebbe occupato dall'acqua, che sembra una cosa abbastanza evidente, scorrerebbe in maniera più veloce, magari non esonderebbe in questi termini o in maniera minore, ecco. A poche ore comunque dall'allagamento siete comunque qui tutti a darvi da fare. Certo, dobbiamo rimboccarsi le maniche e cercare di risolvere i problemi, perché sennò diciamo ognuno per sé, Dio per tutti, no? Cioè dobbiamo rimboccarsi le maniche, è sempre stata una caratteristica di noi cittadini della Val di Vara, quella di non mollare mai e di combattere anche con questi eventi così estremi. Ieri il maltempo, secondo i dati di ARPAL, voi siete stati il comune in cui con le comunate maggiori, quali danni ha provocato la pioggia e poi la piena del fiume? Vabbè, sì, diciamo l'elemento più importante sicuramente è stato l'esondazione del fiume Vara in località Sciarpato, in località Cadivara, che ci ha costretto a sfollare circa 12 persone, sono quasi tutte rientrate, ma 2 devono ancora verificare le condizioni dell'abitazione. Avete già fatto una prima stima dei danni? Sì, siamo proprio in questo momento qua, stiamo facendo la ricognizione di tutto il territorio comunale. Ricordo che il territorio comunale di Sesto Godano è di 70 km², che dopo Varese Ligure quindi è il più grande, quindi ci vogliono 3 giorni per girarlo tutto, e quindi stanno giungendo in comune tutte le varie segnalazioni che anche i privati per fortuna fanno all'amministrazione comunale. Lei mi ha parlato di varie frane sul territorio, siete preoccupati? Comunque per la settimana sono previste altre precipitazioni, siete preoccupati per altri eventuali danni? Ma sicuramente sì, guarda, la preoccupazione principale è quella della strada provinciale 566, che ieri è stata appunto esondata dal fiume Vara. Ora diciamo sono stati scalzati i massi che stanno a protezione della carreggiata stessa, quindi ecco, in eventualità di un'altra esondazione del fiume Vara, ecco, siamo molto preoccupati, perché potrebbe essere la Val di Vara isolata dal resto della provincia. Questa è la prima preoccupazione. Altre preoccupazioni sicuramente è il fatto del terreno, che ormai è saturo di acqua, quindi basta una poca pioggia per far franare far franare. Durante la giornata di ieri dove era? Come ha vissuto la giornata di ieri? È cominciata veramente è cominciata sabato notte con l'apertura del Coche a mezzanotte, poi sono stato fino alle 3 di notte in giro per il territorio, poi è ricominciata, ho dormito 3 ore, ricominciata alle 6 di mattina, dalle 6 di mattino fino a mezzanotte in giro per il territorio a sfolare appunto le persone che dicevo prima, andare a controllare i varie frane, i ponti. Purtroppo nei piccoli comuni i dipendenti sono quelli che sono, anzi però devo ringraziare di quei pochi che si danno da fare, anche un po' i volontari. Abbiamo una convenzione con la Croce Rossa, la sezione di Sesto Godano, che ci ha dato una mano per tenere aperto il COC, per prendere le segnalazioni, e si fa quello che si può. Quali sono stati i punti del comune più danneggiati dal maltempo? Ma tanto cominciamo a dire che il nostro è un comune vastissimo, è il comune più vasto della Liguria dopo Genova. E prima di passare a parlare proprio di quelli che sono stati i danni e la giornata di ieri, voglio fare una cosa perché ho paura poi di dimenticarmi. Un grazie veramente tanto ai dipendenti comunali, che comunque sono stati tutto il giorno in giro, allertati, hanno fatto tutto il possibile. A tutte le organizzazioni di volontariato, che sono state veramente encomiabili, perché da quando l'abbiamo allertati sono venuti da Santo Stefano Magra, sono venuti dalla Spezia, le forze dell'ordine anche loro presenti tutto il giorno, la forestale e i carabinieri. Perciò grazie veramente, e anche a tutti i volontari che si sono prestati. Questo che credo che sia un po' la cosa importante veramente per partire per descrivere un po' la giornata di ieri. Ieri io sono qua da ieri mattina più o meno intorno alle 9, 9:30, quando è cominciato a esserci delle grosse criticità, perché stava per esondare il Vara. Il Vara è il fiume che attraversa Varese, è un fiume importante, un fiume di grande portata. E questo veramente ci stava creando una grossissima apprensione, perché lì si rischiava veramente di tutto. Tanto abbiamo cominciato a spostare le corriere che sono parcheggiate sull'argine dei fiumi, i mezzi che c'erano, allertare la gente, con le macchine che viaggiavano avanti e indietro abbiamo cercato di fare tutto il possibile. C'è stata una criticità a San Pietrovara. San Pietrovara che non è esondato, grazie a Dio, il Vara, però un affluente del Vara, perché attraversa la strada provinciale. In quel punto probabilmente c'è una strozzatura, se no c'è finito qualcosa in questo grosso tombino.
sta di fatto che è esondato. È esondato e questo ha comportato l'allagamento del paese, soprattutto sotto strada, cantine, scantinati, anche case fino al primo piano. E poi abbiamo dovuto comunque chiudere la strada provinciale, la strada di collegamento con Sesta Godano, con Brugnato. Questo ha creato qualche problema, è chiaro, però d'altronde non è che potevamo far rischiare alle macchine di finirci dentro. Un'altra cosa che abbiamo fatto, a Cassego, che è una frazione sempre del nostro comune, c'è una colonia dell'istituto diocesano e in questa colonia c'erano circa 60 ragazzi che dovevano rientrare a Spezia. Chiaramente sono cominciate le telefonate, lì cosa abbiamo deciso? Di concerto anche col prefetto, con la prefettura, che mi sono dimenticato di ringraziare, ma anche questi hanno fatto un'opera veramente encomiabile, come dicevo prima. Abbiamo deciso di far sì che questi ragazzi rimanessero fermi nella colonia, perché è una colonia in zona assolutamente non esondabile, in zona non franosa, avevano viveri e riscaldamento a sufficienza. Sono andato ieri sera a salutarli, c'era un profumo, anche perché era tutto il giorno che non mangiavo, che mi sarei veramente fermato se avessi avuto tempo, e dopodiché abbiamo fatto opera di convincimento con i genitori. Questo perché? Perché la strada poi è stata riaperta, però venirli a prendere, poi riportarli giù, ci sono delle criticità, ci potevano essere delle criticità che potevamo anche non conoscere, comunque secondo noi è una situazione di pericolo. Stamattina sono venuti, tutto bene, sono rientrati. Altra cosa che abbiamo dovuto fare, soprattutto diciamo Varese è stato l'unico comune dell'Alta Val di Vara, abbiamo tenuto chiuse le scuole. È stata una scelta, come dire, una scelta importante, una scelta che ci ha fatto riflettere, però alla fine abbiamo deciso di far così perché non conoscevamo perfettamente la situazione delle strade, c'era tanta di quell'acqua in giro che non sapevamo se sotto l'acqua ci poteva essere un punto di cedimento o no. Quei pulmini, noi ripeto abbiamo un territorio vastissimo, non è che si può andare a piedi a scuola Varese, quelli di Varese, i ragazzini di Varese, ma tutto il resto arrivano quei pulmini. Abbiamo deciso come amministrazione di tenere oggi tutte le scuole chiuse, perciò a Varese oggi tutte le scuole sono chiuse. Avete già fatto una prima stima dei danni subiti? Sì, dicevo già ieri sera, siamo usciti di qua, passato mezzanotte, quando è terminata la rete arancione, era quasi l'una, e siamo stati le ultime ore a buttare giù un elenco delle cose urgenti da fare. Devo dire che stamattina, quando ho guardato la cifra, sono rimasto un po' impressionato anch'io, perché non pensavo che superasse i 2,5 milioni, insomma una stima approssimativa dei danni principali. E soprattutto cosa riguardano i danni? Strada, diciamo zone franate? Ma i danni riguardano delle arginature che vanno fatte lungo il fiume Vara e lungo gli affluenti del Vara stesso, e poi danni soprattutto alla rete viaria, ma considerate che noi abbiamo circa 300 km di strade comunali, cioè una cosa immensa, una rete viaria veramente importante, imponente. E poi soprattutto stamattina incontrerò anche il presidente della provincia, che poi è anche il sindaco di Spezia, Pierluigi Perachini, coi tecnici, perché ho fatto un giro, sono arrivato in questo momento perché sono andato a farmi un giro anche sulle provinciali, e la situazione è veramente tragica, insomma, tutte le cunette completamente chiuse, i tombini tappati, certi cedimenti a valle, insomma una situazione un po' delicata, però diciamo che ieri mattina verso le 10 pensavamo veramente il peggio, insomma il fatto che non sia esondato il Vara e poi che fortunatamente nessuno si è fatto male, credo che sia già una cosa importantissima, insomma. Per il resto della settimana è previsto comunque maltempo e piogge. Quali sono le zone o le cose che vi preoccupano di più? Il Vara, delle zone franabili? Ma diciamo che c'è sicuramente in certi punti il Vara e qualche affluente, poi c'è anche un cedimento di un ponte che collega la frazione di Tevigio con Costola, un po' di case isolate a Costola, sempre fra Costola e Tevigio, che anche lì stiamo cercando con i nostri mezzi. Adesso non so se riusciremo a attivare anche qualche mezzo privato, però per questo bisogna stare molto attenti, perché c'è un problema purtroppo di economicità, di finanze, insomma se avessimo la disponibilità economica di tutto il problema sarebbe molto meno, il problema è che bisogna fare i conti con le finanze che non ci sono.
Però insomma io credo che le criticità comunque sono tutte sotto controllo, insomma, sperando che non rivenga poi giù il finimondo come è successo ieri mattina, perché a quel punto diventa veramente difficile, insomma. Ci racconta cosa è accaduto ieri per il maltempo? Allora, dopo aver fatto colazione ho aperto la porta e c'era un lago, un fiume, come posso dirti. È durato fino a mezzogiorno, che non si riusciva più né a entrare né a uscire perché l'acqua era altissima. Un po' di ansia perché poi pensi che ti entra in casa, quindi io ho messo delle paratie, abbiamo cercato di ripararci come potevamo, l'acqua ormai usciva da tutte le parti perché poi è piovuto tantissimo. E quindi un grande spavento, una grande preoccupazione, perché a me era già successo qualche anno fa, però quella volta lì era proprio entrata in casa. Questa volta qua ci siamo dotati di queste meravigliose paratie e quindi è andata bene. L'acqua continuava a salire, poi meno male che è intervenuto Luigina Cademarchi, insomma, cioè è un assessore. Stappa di qua, stappa di là, insomma con mia mamma siamo usciti fuori, siamo riusciti ad andare a stappare qualcosa, però era impossibile, non si poteva fare più niente. Poi sono intervenuti quelli del comune, hanno chiuso questo piccolo affluente del fiume con ruspe, sacchi e cose varie, hanno girato l'acqua dall'altro lato verso il di là dal cimitero, che ci sono dei prati, è finita tutta giù nel prato e quindi qui ha rallentato. È finita giù nel paese, perché anche giù in paese poi praticamente passando di qua dalla strada provinciale è finita direttamente anche giù nelle case in paese, anche giù sicuramente hanno avuto dei problemi. Spieghiamo che non è stato il VAR ad uscire, ma l'acqua... È un piccolo fiumiciattolo, come puoi definirlo? Un rio, una cosa cioè piccolino che viene giù. Il problema è che siamo sempre i soliti, che non siamo capaci di andarli a pulire, non c'è più nessuno che fa il contadino che pulisce questi affluenti qua così, e non arriva direttamente nel fiume, rimane incanalato magari in qualche, che ne so io, restrizione e quindi esce fuori nella strada. La strada, il marciapiede, te l'ho detto, è meraviglioso, però ha fatto da tappo. Avete avuto danni scantinati, magari non lei ma i suoi vicini? Sì, giù in paese diversi, c'è entrata l'acqua nelle cantine, io sono andata giù a vedere, sono andata anche a vedere un attimino se c'era qualche amico che aveva bisogno, però poi alla fine era un po' nelle cantine. È andata bene perché poi il comune ha deviato il corso di questo fiumiciattolo, perché sennò continuava a entrare nel paese, sarebbe entrato giù nelle cantine ancora di più di quello che è successo.